come si ha a venire qua? Lì 60. Nel 60, perché esatto. era ancora tutto questo traffico del bus. C'era il periodo quello del traffico del bus. Desde anni fino al 70, 75 dopo cominciare i camion Quelli che si cascavano. E che era una bella coda, diciamo, un bel traffico qua. il mese di luglio e agosto arrivava di passare anche a 700-800 burci al mese. Però che sarebbe Senza i motoscafi. 20 al giorno, 20. Penso. Dall'alba al tramonto perché non vi era orario. E qua che era sosta qua, domenica era una media di 200 motoscafi tra andata e ritorno. Su questa piccola. Ma questa sarà già la sua. Ah sì, no, e quando che è chiusa si versa, non abbiamo versa. Ah, vero? E ciò, quando è chiusa abbiamo versa. Eravate, ma in quanti ieri? Eri in Ah, mi quadra? sono io, ieri in 3 da 60, e dopo siamo, in 3 anni siamo stati in 3, dopo siamo stati solo. E portinaio qua, portinaio, come si chiamava? Manovatore, Sì, ma in dialetto, per il volto. Portinaro le porte. Aspetta che faccio, come si chiama? Bottin Bellingari. Però la gente è veneziana, padovani. Infatti mio nonno faceva anche a giusto mestiere qua, solo che c'era delle linee, non di conca. Perché Come questa di serie linea? conca. No, perché adesso per esempio se Lude conca adesso no, ma che c'è anche i guardiani di linea che sorveglia gli argini. Ah, magistrato alle acque sempre. Io sono dipendente magistrato alle acque. Zero insomma. Fa sempre parte. Classe, Geo? Che classe? 22. 22. Ho andato in pensione presto, insomma. Perché aveva 7 anni di guerra. No, sono via qua legge speciale perché non dava appena le... Non so campare, perché a proposito di argini, vedi che ho la bicicletta, dove sia? Io sai meglio qua che... E come mai che sia tutto stroppato a un certo punto, proprietà privata da qua, proprietà privata da là? Non ho mai capito, gli argini, pubblici e privati. Cioè, vuoi seguire ad esempio il corso del Silone, per dire, delle Porte Grandi, e a un certo punto è tutto proprietà privata. Anche qua, tutto qua. Perché lo Stato a sua volta non ha espropriato il terreno, anche qua, sta Marzana qua per dire, è sua di Armeni. Sì? Rio il qua. Sì, ma se può passare però? Sì, se può passare. Ma invece che dove dovrebbe essere dello Stato? Ma però non che ha espropriato, non che ha pagato fino là. E dall'altra parte dove ti stupi papà? Che tanto di sbarre e Lucchetti? Dove? Per andare verso il faro. Mio papà abita. Sì, infatti io se vuoi andare ad arrivare al faro con la bicicletta. Io sono di in sinistra e io abito là su una casetta. A un certo punto che c'è una sbarra con Lucchetto che io non puoi passare. E come mai? Perché quello che si alza, il primo che si alza a mattina comanda. No, ma l'argine appunto dovrebbe essere pubblico, come sentivo io no? E provi a passare. Infatti sono io provare, mi tiro su tutto perché vuoi domandare dopo al magistrato le acque che sa ste robe. Genio civile di Venezia, la legge, dove è che trova la legge? Chiappini, ingegnere capo i Chiappini di Treviso, il nostro capo diretto. Di Treviso? Treviso l'abito Chiappini. L'abita. Adesso Fiore fa il bibliotecario, per caso sai, a Quinto? È un Chiappini. Vabbè. Ho capito, ora bisogna chiedere perché voi sapete questa legislazione? Il suo diretto capo del Sole è l'ingegnere capo Chiappini. Oh, vabbè, era questo già un conto. E ora in che anni ha durante la guerra i tedeschi, mi dica queste No, io non mi amico i tedeschi qua. Ah, già arrivavano a 60? Sì, sono arrivati a 60. Era da linea era prima? No. A Mira abitava. Era militare che tu guardi. Sempre sotto... Io ho cominciato sotto lo Stato nel 47. Ho capito. Nel 47. Non siete strappi qua, ne c'è una a Porte Grandi? Sì, quella a Porte Grandi che ho visto. Ne c'è una... Ma questa è già più vecchia però. No, è anche più vecchia. Tutte le stesse. No, quella in Porte Grandi del 1720. Sì. Porte Grandi che tirava le barche fino a Porte Grandi. La senza di qui ha di cavalli. Dove sia? Questo mi interessa vedere. Senz'altro. No, la senza di quella che tirava... I cavalli. No, quello del carico vista. No, so che anche gli uomini tiravano. Sì, è sana. E tirava con la spesa. Ma non è sì, a Roma non mi ricordo che come sei. Ma era dentro il camerone, mi penso che era esempore, vedria. E come mi dice, sti cavalli, da parte del quale l'argine da parte dell'altra. Per arrivare fin a sull'argine destro, diciamo. Sì. È il destro. Questa è una isola, Sì, questa qua è una isola. Ho visto fare del Casson praticamente, e anche del Casson sempre. Sì, finisse qua. Sì. Si unisce là. Ma che altro idea, cosa sei? Io stesso. Spesso discorso perché gli ha fatto ramo per andare dentro là.
Cassone questo vero Cassone? Sì, E finisce E non aveva Fa finire sul Sil. sul Sil. Ecco, ora comunque il traino delle barche veniva Partiva dal dall'argine, Sile, da qua, sì, dalla parte dall'argine, destra, sì, insomma, sì, sì. in avanti fino a Porte fino- Grandi, fino a Porte Grandi. però da Jesolo invece si passava da Atira, il megadito che tirava che altra parte, il lato Sì, mi sinistro. pare sia anche verso la parte del Da Porte Caposili Grandi. invece tornava qua sul destro, No, Rio Laguna. Così dico parlavo. Sì, sì, no, Mi no. mancava proprio questo tocco qua, adesso ho caro sapere che da qua Anche perché partiva. bisogna vedere l'insenatura dei No, campi, sì, i forse processi. camminavo a parte strada provinciale. A Jesolo, sì, da Jesolo a Caposili, Perché- sì. Era Moché, pensavo che era Ok, sì, sì. pensavo che. Pensavo che. Sì, che la moto E qua chi che era invece il traino, che proprio chi che fa mese, ricordo io qualche dunque. No. No, perché è venuto tardi. No. Ma penso No. che fosse stato da Porte Grandi. Oh, che venisse fine. Sì, 20 sì. chilometri. Beh, Ti ricordi con questa riviera del Brenta, che non era del Logo, ma che non era che veniva solo da dopo a venire di Torre. Era la stessa roba perché Era più facile sul Brenta, per sul naviglio del Brenta là, a trainare, che non sul Sil. lì sul libro beh, era del più, Bruno. sì, era più facile, più Qua cose. sì, voi per arrivare a Treviso in megadito anche a 10, 12 peri di bui, di buoi. Qua andava avanti con i cavalli. Di cavalli. Quel libro di Bruno papà, dei termini tutti quanti là, dei barchi, ti sai quello che l'ultimo che ne dà? Che ti venga ti. Sì, Ma tutto del Brenta quell'anno. Le acque, perché qua fa sorveglianza lagunare seria qua. Ci sono sorveglianza lagunare qua. Qui della regione quando che entra. Il piano, lo stesso il piano che fa ancora parte del maizzato. Sì, perché io Perché? ho dei colleghi sui io del mio marito. Perché non le e la parte passava? di sotto regione, la parte di sotto stato, poi così a Corteato. Tu non si mette per regione. No, no, ancora sotto è. Ecco, i misteri. Io spero un miliardo. Strettissimo, insomma, i passi, sì, non te strettissimo. Io che ha fatto manutenzione e doveva essere riaperto ancora in gennaio, che so che Bruno, appunto il comandante, No. se avevamo interessato anche noi altri per vedere se riuscimmo a sapere. E invece ha detto che adesso, prima già era perché lui aveva collaudato, cosa che mi aveva fatto? Non so esattamente, so che i lavori che ha fatto. No, non gli ha i pesi a sufficienza. Mi aveva poi là portato al ponte. Ha portato al ponte e io sono costretto il capitano con la barca grande a fare il giro del canale San Felice, quello che va fuori ne a Barino, Si vola. e se vedi un attimo di vento dall'anno tira più fuori, quindi bisogna che aspetta la marea, bisogna che aspetta e veda il tempo come che va, perché sennò se si incasa là dentro basta e non viene più fuori. Ho capito, ma adesso è una curiosità, prima ho visto una barchetta piccoletta Sì. che si passa Sì, la da Viverto o altri, cioè non c'è nessuna formalità, un turista mettiamo che avesse No, la deve pagare per una volta Passa correttamente, che adesso orario di apertura e chiusura. quanto che mette il transito? Dipende, Abbiamo dei dipende se porti entra molto dritto come porte aperte, lente. penso un 10 È minuti, stato pochissimo tosato prima. Perché gli era poco livello d'acqua. dipende dal dislivello d'acqua. Se entra dritto fa parte che porta verde. Sì, dopo sì, un po' E era verde adesso? Sì, prima? gli era verde da questo sì, lato. era quindi passata sì, Ma era marea che spengeva. No, qui non entra niente con la marea. Ah, questo sì. Questo è un altro ragionamento. Qui bisogna fare sempre la manovra. E la manovra in ogni caso va fatta. Quindi se c'è una coppia di porte è sempre chiusa. Quindi sì, se bisogna- la barca è fortunata ad entrare a parte che è diciamo, già aperta, ha già dentro in conca e quindi bisogna fare solo una manovra di serrare e buttarla fuori. Se invece entrano, ciappano verso per parte chiusa, bisogna fare una manovra in più, quindi E ora adesso va a capi chiuse che verte che altre? Adesso, ora come che adesso? no, cioè non è preciso di questo. Sì, ma ho capito, ma adesso che vi fatto passare sto uomo che l'ha passato prima, Sì, no? abbiamo fatto venire dentro, ho chiuso qui Chiuso qui, a parte di cassone, e ora abbiamo fatto dislivello Eh. e ho aperto st'altro. E sì che adesso uno se entra per di altro va verte alla Adesso- parte del Sil. Adesso che mi si multa. L'ultima mattina in telefono a destra e a sinistra che multe che ho fatto che cerca di scantiarle perché io erano tutti i fiori di ingegneri, di geometri. Questa se lei appunto di non dirla con il suo nome. Perché sennò non pure neanche io non so. No, però in generale è utile dirla sta faccenda qua, però senza fare Questa qua, Sì. che ha pagato una barca che era qui con 2 uomini
barca a motore e in più era il guardiano delle sorveglianze lunare. Io ho fatto una cinquantina di minuti. Mattina viene qua uno a Cavaini, che ha telefonato a Cavaini, se è possibile prima che vada a sostituire la porta, che cerchiamo di mettersi, insomma, non stavamo andando su, io guarda, io non entro niente perché mi ho fatto, mi faceva il mio servizio e faceva, che era io incaricato di e dopo questo qua che è morto un Nardin, il suo figlio passa per qua, non so se è mai visto. È suo figlio Lino, è suo padre Lino. Nardin. Quasi Nardin. Quello che ne ha portato a comprare che non fa o altro fare multe che niente che fa il giro, quello che sa che perché ieri tutti i fiori di Passa tu? Ortolani, Motoretta, il collega di Ortolani, quello che passa con Motoretta. Cosa deve stare a fare giovane? E poi passava e tornava in Rio, che andava a tavola, che veniva anche qua perché non voleva fare gare qua. Qui passava ieri tutti quanti 25 a 30, 35. Se ieri è Porta Verde, io ripassavo tutti i dritti, qua non camminava neanche a Rio Lazio, perché l'acqua camminava insieme agli alberi. Tutti lei perché Si va a Caolo, si va a Bibbione, gli al careo, carica su, la macchina e... ma che comunque ho visto i fare che onde non fare onde proprio per la struttura stessa del gommone, va piano, va forte, secondo me il gommone è proprio adatto a questi canali. È già adatto? Per me no, perché adesso non so, io ho fatto uno studio sui danni che può fare le diverse barche sul motondoso, adesso il gazettino non era tanto, siamo già anche dei risultati. Secondo me il gommone è una delle barche che peggiore? Sì, ho visto un fucile appunto qui passa. Anche perché non so che abbia una prua che spacca onda. Ora insomma, dopo che vieni fuori al limite, ma nei primi anni era quasi 63, 64. E non era che i botteghe qua in spiaggia, i bottiglie roba. Arrivava qua alle 11, 10 e mezza, andava a Venezia, farsi i suoi affari, e era mezzogiorno e 10, 40 minuti ci me la fai Venezia. Chi arriva da 250 cavalli perché tutti le barche arriva e è meglio di pure sì. Anche a Scafoga sempre ne sta uno ancora in circolazione che io vedo che è uno che passa ogni tanto arriva. 40 minuti, 40-45 minuti io da Jesolo arrivavo a piazza San Marco e per darmi un'idea, stavo i suoi affari e era mezzogiorno e 10, mezzogiorno e mezzo al massimo, diceva va che sono qua. E infatti vabbè, comunque già vai avanti perché sennò su che a casa là, lì era il forno, macelleria, osteria, appalto, il numero di appalto quasi a Jesolo mi pare che sia adesso, non so preciso, ma già Jesolo. Qua dove bocce, il bar, perché a dominio, perché Cavaini non esisteva. a Cesa stava in A Cesa sì, ma il paese che botteghe che c'è adesso, a quei tempi non esisteva. E a spese veniva a fare qua. E a domenica da Menesia? E a domenica veniva qua. Poi era a Pontedea Sarà o il Porto Sarà e passava per là. E se no quei barchetti li portavano qua. Questo fino a quando è stato a Osteria ad esempio? Quello ha costruito il ponte o non era ancora? Fino Perché verso lui il mi aveva 30. detto una che lavorava dentro qua che andava a togliere gli operai che aveva costruito il ponte, li mangiava e dormiva qua, andava a togliere con la barchetta fin dall'altra parte del fiume. Ah, cioè era un centro di manovra. Il dottore sto qua. Davanti è che a casa là. Fare la barca. Davanti è qui a casa. Ma dopo che era fuori, Davanti che a casa, che c'è ancora alla riva, che c'è il passo. dove? No, davanti che a casa là. Ah, quella rossa, come si chiamava? I mezzadri. Era mezzadri. Ma che era il passo a barca sul Casson. Sì, sul Casson. Chi veniva da Jesolo per andare di qua. Ma non era sempre, non poteva passare per la porta? No, perché passava le macchine, passava i cavalli, Passava una macchina dei tedeschi 2 anni fa. Chi con le ancora- carte Sì, che ancora... e mi ha mostrato che cercava sto passo. Ho detto, sto passo non ho mai visto e dopo è venuto fuori questo discorso che appunto a quell'altezza là era sto passaggio che poteva passare da una parte all'altra del fiume perché non vi era il ponte. Come gli era questo qua e dopo uno gli era a Jesolo di passa. Il vacca papà. L'ho trovata qua, da Spiegare il viso. Se arrivava i busi da passare.
Addirittura. Sei andata sola ora? Sì, qua era tutto sotto, qua era l'acqua qui per Cuni qua. Nel 66. Nel 66 quando è l'alluvione il 4 novembre. È stata l'unica volta però. Sì, dopo è venuto un altro colpo dal Chiamarea che ha fatto al 72. Da sotto qua è stesso di acqua del basso. Qua l'acqua. Avevi paura? Sono partito da sta casa qua. Un crea 20 giorni. Dunque, C'era gente ora come non sì, è mia tanto che non aveva un anno che non aveva quasi. a Osteria, dove sei andati? No, è osteria è tanto che manca. Anche al panificio? Sì. Ma facevi il pane o lo vendevi? Sì, no, noi faceva il pan tutto, che sei tu che sei camminiti. Era il forno. Dove sei i camminati? Camminiti, ecco, qui era il camminetto del forno. Qui a P, qui a? Sì. Forno insomma? Sì. E anche era a casa invece del magistrato? La casa magistrato che adesso è fatta dal 25-26 perché ho visto anche scritto su dei cose. Insomma, su questa isoletta qua che era 20-30 persone che stavano. No. Ecco. Tu che a casa? No, sta casa qua che qui era l'osteria sempre sta una, insomma, la famiglia. Dopo che era la famiglia là, e dopo che era 6-7 famiglie stavano là. Ah, come che roba di quell'edificio? Così era dei Benati. Benati? Sì, quello che è morto a Venezia. Lui era il direttore del calcio di Venezia. Ho capito. Che aveva, gli aveva avuto col contributo dello Stato. Ah, l'ho fatto da poco ora? Io ho fatto, no, questa qua, Prima della guerra o dopo? dopo, sempre dopo la guerra. Ah, è stata fatta. E adesso cosa sei adesso? Sei entrato Adesso dentro? che motoscafi. Ah, dentro c'è un custode a motoscaffi? Sì, che adesso mi pare che abbia l'ultimo anno che... Ah, capito. Arriva tardi. Infatti. Ma porca puttana, come ti passava avanti? Non hai paura. Come? Ora Vedi ancora l'acqua. ora seravi una, Per aiutare per calare saga. andiamo a fare fotografia, aspetta. Adesso andiamo. Sì? Le fate quelli tedeschi? Altri argano chiamavi? Vericeo, argano. Argano o vericeo? Vai, te l'inghietto qua, cosa che chiamavi, Valtteri? Vericeo. È il nome giusto? Vericeo. Vericeo? Io con la manopola, a Carina ieri attaccata dove era? No, so, porta là, sono il ganso. Ah, era il ganso. Passo sotto a livello dell'acqua. E tiravi, era fatica? Buono mia perché come adesso per esempio che qui è tutto rotto se avessi il Seguaive che fa chiusa ermetica era l'acqua fa presto a fare pari ma se così dici vero Ma mi adesso non vedo tanto corrente come per chi sei giù. no tanto non dice mai corrente Perché? perché se faceva questi che sarebbe decrescente si chiudeva contemporaneamente si chiudeva qui da Zanna perché questo sarebbe decrescente Queste? questi Che viene, perché mi hanno detto che il canale del scaricatore va verso il Sil, sì, ma quando che finisce è all'alta marea qua e ora contemporaneamente si chiudeva qui e quando vi succedeva che era il morto dall'acqua che è cosiddetto che ogni 15 giorni che sono morto dall'acqua e ora invece che fare 6 ore da fa 12, 11, 12 ore l'acqua è proprio ferma e allora noi si salava e noi si vedeva di più qualche volta sta qua a mezz'ora anche 3/4 d'ora per sera perché se si vedeva uno di là uno di qua e ora che aveva dei stanghe del legno Mimmi che aveva fatto che ci aiutava a salare Ma perché se era morto di acqua facevi più fatica? sì noi si salava e invece che gli ordini forti diciamo Gli ordini quando c'è l'acqua proprio questa di alte maree che gli ordini forti che abbiamo quello fa presto e si gira e in 3-4 minuti già si salava ancora Tanto capire. invece quella se verse adesso che fa a bassa marea e se torna a chiudere qui fa
l'alta marea, queste cose sono fatte doppie, in maniera che sia anche che era corso d'acqua, che si potesse, la navigazione poteva navigare sempre. Perché se veniva su un burcio da 1500 quintali di burci che ora era 1500 quintali, all'epoca non ne poteva fare quel corso di acqua, di andare su e giù. E ora invece per questa qua, Perché non poteva fare? perché c'è corrente di acqua? No? Perché hai detto che qui andava su a Treviso e attaccava anche a 2 pari, 3 pari di boh. Perché è il corso di acqua? Tutto, sì. Perché è il corso di acqua? No? Cioè, io lo stesso lo Guillermo a Padova sulla riviera, sul canale, sarebbe il bacchiglione da Chiosa a Battaglia, che arriva su di colli urbani, che ha andava a caricare il sasso sui colli. Là si veniva su con una barca vola, bastava 2 cavalli. Se invece veniva su con una barca carica, che aveva 5-6 cavalli. Ovvio. Ma insomma qua, in poche parole, era anche difficile tirarle con la fatica, Era fatica, perché se era a livello, perché capisco adesso con la caverta che era che a differenza di 20 cm, le seminati non si faceva con le versola. E ora si avversava che a Stiantina veniva dentro che a poca di acqua che la portava a livello e poi veniva su. E a volte era capito 20 cm. Sì, e ora le volte si attaccavamo in due qua, no? E avversavamo quel tanto che poi si entrare e stesso si scaricare. Ho capito, Ma dopo qua iera e a porta via su. ho capito. Perché era... Ma è sto doppio qua mi so perché è doppia che Porte Grandi non è doppia? Perché qua è doppia, Porte Grandi non è doppia? Perché Porta Grande era il senso solo verso Sile, che resta sempre chiusa perché è sempre più bassa a parte laguna. Anche quella di Morassani, perché l'acqua del Sile è sempre più alta di quella della laguna, però non serve invece qua, con questa qua e quella del Piave, del Sile qua, e avrà un momento che arriva a pari. O anche più alta questa deve essere? Sì, ma ora qui si versa e la scarica in... Sì, quella. Sì. E in questo caso era ecco che è necessario. È necessario che se viene una barca si manovra lo stesso senza bisogno di... Cioè questa è doppia per qui ora? Per la manovra. Se già mi doppie queste qua? Sì, doppie. Doppio da una parte da che altra, insomma, per via del livello della marea. Per poter navigare sempre con qualsiasi acqua, diciamo, insomma. Anche se l'alta marea Anche se l'area è più alta, niente. Perché ora che si guarda resta verde si manovra qui. Perché che si manovra è sempre 4 che si manovra. Ma si manovra mai 8 tutti assieme. Prima si manovra questi due qua. Sì. Adesso si manovra questi perché il Sile è più alto. Dopo pranzo invece si manovra qui perché il Sile è basso. E adesso per esempio qua cosa succede? Che adesso si viene una barca da qua e viene dentro, come che si viene dentro qui e basta. È la taglia aperta così adesso? Sì, se aveva ancora qualche barca che veniva su da qua e ora si attiene. Più alto era? Sì, facciamo. Perché non che siamo ancora in bassa marea? Siamo ancora in bassa marea. Là adesso c'è un'ora di differenza dalla Venezia, e qua anche un'ora e mezza, un'ora e un quarto, un'ora e 20 insomma. Fra poco arriva l'alta marea? No, è a bassa marea di qua, è alta di qua, è l'inversa ora. E via. Cioè l'acqua è abbastanza forte anche l'acqua? Sì, perché adesso che c'è anche il contrasto dell'acqua dolce e dell'acqua salata. Perché si guarda con l'acqua dolce e l'acqua salata e la roba cammina a mezza via sotto, a 1 metro di profondità. Cosa cammina a mezza via? Se c'è erbe e roba, carte, le vedi che cammina sotto a 50-60 cm. Perché si portare dell'acqua salata? Sì, perché una è più leggera e una è più pesante. Qua salata è più pesante? La salata è più pesante, e ora qui cammina sotto e la dolce cammina
Ho capito. Che quando che dice che il contrasto è asse che dice i barcari che dice spiegassi. I gassi? I spiegassi o gli gassi che dice il contrasto. Perché un bel momento vedeva la barca dritta e tutto il momento che la vedeva di là o che la vedeva di qua. Proprio l'acqua che dà il contrasto Era che pericoloso? era pericoloso, era... Bisognava saper marcare. Ormai, tira sotto. Ieri alle 2 del mattino cosa avevo sentito? Non conto. Niente, l'acqua che un rumore fuori del normale, no? E guardo, vedo giù, e mezza se sarà, e mezza era aperta e non può sarà perché era piccava che dicevano niente. E io sono in basso più piano mia moglie con la stanga, e una manissa perché era copparsi, e uno sa scassare un braccio, no? Perché si scampa in manisse quando gli sforzi che ieri gli sforzi era, che c'è poi qua, era più piano ma era una botta più. E era già una differenza di acqua di 30 scheghi 40. E non sentivo che l'acqua camminava. Ho capito. E a sera proprio bisognava che andasse solo le cose, ma se no faceva il giro per assicurarmi che che ne avesse pure il ganso su, che fosse mai per conto suo. E se adesso è meglio così perché non si avesse più. Ma il ganso lo sapevi sempre Questo qua. in tensione o sempre pronto o no? No, il ganso gli era fermo là, ma gli stava questo qua fino. Questo gli era per fermare, no? Allora, Quindi era sta su questo qua. Se la porta gli era sotto e non poteva a salvarsi. Questo insomma Non è un ritorno praticamente. ho capito. perché quando che passava le barche queste qua bisognava che fosse, perché sennò il movimento dell'acqua che faceva e aveva la tendenza di qualsiasi che fa il giro perché l'acqua dopo che passa di io là di torusciarselo perché gli era mica tanto buoni per ogni sa Come mi era stato buono. i barcari Cosa avevi? che te russai con una porta che ti russassi sulla barca magari gli si prendeva la pittura. Lotte qualche volta, davanti ai barcari. E era anche l'otto e dopo chi si aspettasse e le altre, no le altre così neanche tempo sarà le porte e stava era per Dio Non era come adesso a struccare il bottone. no, fino al 79 in novembre e aperte a Dico qua. che mi lavora, non deve essere una porta. Sì, beh, no, capivo. Cioè vuoi dire rispetto a una volta neanche da mettere? È un bottone adesso ti fa tutto. Anche se puoi essere molto più. Dovevo fare un esame, adesso la dovevo fare. Sì, l'ultimo Certifica professionale come elettromeccanico. sì, Una volta è l'unico penso, una volta non penso ai servizi. no, Gatone ha fatto Sì. una cosa, stava nera. Sì, che dopo non so quanto elettromeccanico di posti essere, sì, se sono qua, ovviamente posto, ma insomma, non so che sia indispensabile. Cioè, ma sai che il porto è che se devi consumarsi. Parale. Era in legno ancora? No, in ferro. Ieri sei in ferro. Ma come mai quelli è in legno però? No, qui è sempre stato in legno. Pensavo che fosse in legno, le porte grandi erano in legno che quelli Sì, ma guarda che fa di ferro. Questi qua invece gli a slargare, perché era più stretta sta chiusa. Chi si sta e porta via dall'altra chiusa queste porte. E ora che ha toccato slargare, gli ha tagliato là in mezzo. Quando la vai a slargare? Qua i muri qua hai slargare? Sì, sui teste qua in mezzo. E veniva messi in libro qua. Che voleva un cambio di rimorchio del legname per fare le impalcature. Siete grandi? Però, cioè 6 metri a 5 video fare. Per te 6 metri. Una 6 metri profonde. 5,90. Totale 3 metri di spunto, totale 6 metri. Sì. Comprese... No, era sotto là. Ah, sì? Sì. Diciamo lui che sui- 3 metri, dai. Adesso sui 50 quintali, 45, 50 quintali a poco. E qua dopo gli mettevamo cose che era per traviti, e gli metteva dopo 3 e attraversava da una all'altra. E qui paranchi tira su e veniva a 3 qua.